Benvenuti a una nuova esplorazione. Oggi ci tuffiamo in un testo che, devo dire, scuote un po' le fondamenta di come pensiamo alla musica e forse alla realtà stessa. Parliamo di Sulla natura cosciente del suono di Luis Siciliano. L'idea centrale è, quasi vertiginosa. E se il suono non fosse solo qualcosa che ascoltiamo, ma la matrice, proprio la struttura da cui emerge l'universo? Esatto. È un'idea forte. Siciliano ci sfida proprio a questo, a considerare il suono non come, un'arte separata o un fenomeno fisico e basta, ma come il principio organizzatore fondamentale. Lui intreccia materia, energia, coscienza, tutto come aspetti di un'unica realtà vibrazionale. È un bel cambio di paradigma, eh? Decisamente. E per navigare questa visione, l'autore ha sviluppato in ben 25 anni un sistema, un metalinguaggio. Lo chiama Mangmex Music Multiverse Exploration. Dobbiamo immaginarlo come, non so, una specie di linguaggio, una mappa per questa idea che tutto nasca dalla vibrazione. Ma più che una mappa, forse, una cassetta degli attrezzi, sia concettuale che esperienziale. Mamex cerca di descrivere, e anche di usare, le leggi che secondo l'autore governano l'interazione tra suono, coscienza, persino la biologia, eh? Non è solo teoria astratta, insomma, è un sistema con regole, cicli specifici, molto strutturato. Allora partiamo proprio da qui, da questa idea che sembra capovolgere tutto. Il testo dice: non è il suono a nascere dal mondo, ma il mondo a nascere dal suono. L'essere stesso è vibrazione. Come possiamo, come iniziamo anche solo a concepire una cosa del genere? Suona così controintuitivo. E la materia solida, se la guardi a un livello fondamentale, non è poi così solida. È più una specie di, addensamento di campi energetici, no? Onde stazionarie. Ecco, in questa visione la musica non sarebbe altro che il nostro modo più diretto e più intuitivo per percepire e interagire con questa trama vibratoria fondamentale dell'universo. Ah, capisco. Quindi l'ascolto non è più un ricevere passivamente un'onda sonora che arriva all'orecchio, No, per niente. ma diventa quasi un atto di partecipazione. Il testo parla di sincronizzazione dinamica. È come se ascoltando ci accordassimo con qualcosa di fondamentale. Proprio così. L'ascolto diventa un processo attivo, di risonanza. E qui, guarda, si collega subito alla biologia. L'autore fa questo paragone. Un organismo vivente è come un complesso sistema musicale, un insieme di oscillatori, cellule e organi che vibrano insieme, in concerto. Pensa che arriva a descrivere il DNA quasi come una partitura. Contiene le istruzioni per questa sinfonia biologica. Incredibile! E la malattia, allora, in questa metafora, diventa una stonatura? Dissonanza? Esattamente. La malattia come perdita di coerenza, di armonia tra le diverse parti del sistema. La salute, al contrario, è coerenza ritrovata e risonanza armonica. E la coscienza, in questo quadro, non è uno spettatore passivo, anzi, agisce come un risonatore centrale, capace di influenzare queste vibrazioni, ma anche di esserne influenzata. E si parla di effetti misurabili, mi pare di capire, quindi non siamo nel campo della pura suggestione o della metafora poetica. L'autore insiste molto su questo punto. Cita studi, ricerche sugli effetti della musica su parametri fisiologici concreti, il ritmo cardiaco, le onde cerebrali, persino la risposta immunitaria. L'idea di fondo è che certe strutture sonore, certe melodie ben precise, possano indurre stati specifici agendo direttamente sulla nostra fisiologia, come una chiave che entra in una serratura specifica. Il compositore, visto così, diventa quasi un ingegnere di stati di coscienza. Affascinante. E questo ci porta dritti a un concetto che mi sembra centrale nel libro e in Mumex, la coerenza. Cosa intende l'autore con coerenza applicata al suono? Sembra un termine tecnico. Sì, lo è, viene dalla fisica. Immagina le onde sonore. La coerenza ha a che fare con la correlazione di fase tra queste onde. Semplificando molto, potremmo dire che è il modo in cui le onde collaborano, mantengono una relazione stabile e ordinata tra loro nel tempo e nello spazio. Questa coerenza permette all'energia di accumularsi, di propagarsi in modo focalizzato, ordinato, senza disperdersi subito in modo caotico.
E questo avrebbe un riscontro diretto nella nostra percezione. Cioè, quando sentiamo una melodia che ci colpisce, che definiamo bella o efficace, staremo in realtà percependo questa coerenza fisica. È l'ipotesi forte del testo. La bellezza musicale non sarebbe solo, diciamo, una questione di gusto soggettivo o culturale, sarebbe anche forse primariamente una risposta biologica. Una risposta diretta alla percezione di un ordine, di una coerenza energetica che è intrinseca a quel suono. Una melodia coerente, secondo Siciliano, agisce sul nostro sistema nervoso in modo organizzato. Influenza ad esempio la sincronizzazione tra diverse aree del cervello, le onde cerebrali. E qui si inserisce quel ciclo fondamentale di Mummex che accennavi prima. Calma, tensione, catarsi, quiete. Come si lega questo ciclo all'idea di coerenza? Sembra descrivere un'esperienza. Sì, è un ciclo centrale visto come un processo universale, non solo musicale. La calma è lo stato di equilibrio iniziale, una coerenza stabile, diciamo. La tensione è l'introduzione di una perturbazione, una sfida a questa coerenza. Si accumula energia, potenziale. La catarsi è il culmine, il punto di massima tensione, quasi un caos controllato. Una rottura necessaria, dove la vecchia struttura si dissolve, per far spazio a qualcosa di nuovo. E infine la quiete, che, attenzione, non è un semplice ritorno alla calma di prima, è l'emergere di un nuovo stato di coerenza, arricchito, trasformato dall'esperienza del ciclo. Sembra quasi la descrizione di un processo psicologico o narrativo, no? Ma l'autore lo collega proprio alla fisica dei sistemi complessi. Esattamente. Lo mappa su cicli fisici reali. Coerenza, decoerenza, collasso della funzione d'onda, riorganizzazione. Processi tipici dei sistemi complessi che si auto-organizzano. Pensa alle transizioni di fase, come l'acqua che diventa ghiaccio o vapore. La musica attraverso questo ciclo Mummex guiderebbe l'ascoltatore attraverso un processo analogo, a livello percettivo, emotivo e persino fisiologico. Nel testo si usa anche un'analogia piuttosto audace, quasi spiazzante, con l'entanglement quantistico, per spiegare la forma musicale. Ce la puoi spiegare un po'? Sì, è un'idea molto affascinante, anche se chiaramente un'analogia forte. L'autore suggerisce che un frammento musicale iniziale, quella che lui chiama cellula melodica, rimanga in qualche modo connesso. Usa proprio il termine entangled, come in fisica quantistica, con le sue trasformazioni successive nel corso del brano. Anche se il tema viene variato, sviluppato, magari appare irriconoscibile, manterrebbe un legame nascosto, istantaneo, con la sua origine. Questo, secondo lui, spiegherebbe quel senso profondo di unità, di chiusura del cerchio che proviamo quando un tema importante ritorna, anche molto cambiato, come se ci fosse una connessione non locale nel tempo musicale. Resta un'analogia potente, certo, da prendere forse cum grano salis, ma suggestiva. Spostiamoci un attimo alla neurobiologia, però. Come legge il nostro cervello questo ciclo, Mumex, queste melodie coerenti? Beh, l'ascolto viene descritto come un processo totale che coinvolge l'intero sistema nervoso. Non siamo affatto ricettori passivi, come dicevamo. Il cervello costruisce attivamente la nostra esperienza del suono. Coinvolge aree diverse, in modo complesso. L'emisfero destro magari per il profilo generale della melodia, il contorno, il sinistro più per la struttura ritmica, temporale, il sistema limbico ovviamente per la risposta emotiva e la corteccia prefrontale Anticipare. per prevedere cosa verrà dopo. Ecco, l'anticipazione sembra fondamentale. Il piacere che proviamo ascoltando musica nascerebbe proprio da questo gioco tra ciò che ci aspettiamo e la sorpresa. Esattamente. Il nostro cervello è una macchina predittiva. Continuamente fa ipotesi su cosa succederà nel secondo successivo. L'autore collega il piacere musicale, in particolare il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa, proprio a questo equilibrio delicato tra la conferma delle nostre attese e la sorpresa. Ma una sorpresa calibrata, significativa. Una melodia troppo prevedibile ci annoia. Una troppo caotica e imprevedibile ci frustra. L'efficacia sta lì, nel navigare quella che chiama la zona ottimale di apprendimento, tra sicurezza e rischio. E il ciclo calma, tensione, catarsi, quiete trova un corrispettivo anche a livello proprio neurofisiologico, ormoni, neurotrasmettitori. Sì, il testo prova a mappare anche questo.
La calma associata all'attivazione del sistema parasimpatico, quindi rilassamento. La tensione all'attivazione del simpatico, allerta, aumento del battito. La catarsi a un rilascio intenso e complesso di neurotrasmettitori, adrenalina, ma anche endorfine e dopamina, un cocktail potente. E la quiete ha un nuovo equilibrio parasimpatico, magari però caratterizzato da onde cerebrali diverse rispetto all'inizio, tipo onde θ o gamma, che sono associate a stati meditativi, di insight, di apprendimento consolidato. La melodia diventa quasi un biofeedback uditivo che guida questi passaggi fisiologici. Si parla anche di entrainment, mi pare. L'aggancio tra un ritmo esterno e i nostri ritmi interni. È questo il meccanismo base di questa influenza. È uno dei meccanismi chiave proposti. Sì. Il nostro sistema biologico ha una tendenza naturale a sincronizzarsi con ritmi esterni potenti e coerenti. Pensiamo a come il nostro respiro o il battito cardiaco possano involontariamente allinearsi a un ritmo musicale particolarmente forte o regolare. Questo fenomeno, l'entrainment, il trascinamento ritmico, è visto come la base per indurre stati specifici, dalla trance ritmica di certe culture alla meditazione profonda. Il suono, in quest'ottica, agirebbe come un catalizzatore, quasi un enzima acustico, dice il testo, che facilita l'accesso a certi stati di coerenza psicofisiologica. Abbiamo toccato biologia, neuroscienze, ma il testo si spinge ancora oltre, verso la cibernetica, l'intelligenza artificiale. Come si collegano questi campi al suono? Sembra un salto notevole. Ascoltatore come un circuito di feedback, un sistema che apprende, si autoregola, un po' come un sistema cibernetico, appunto. La musica non è vista come un oggetto statico finito, ma come un processo dinamico di interazione continua. E qui si aprono scenari che sembrano quasi fantascientifici, vero? Si parla di ambienti musicali che si adattano a noi in tempo reale. Esatto, l'autore immagina proprio questo, sistemi musicali interattivi, che magari usano sensori per rilevare i nostri parametri fisiologici, battito cardiaco, onde cerebrali, risposta galvanica della pelle, e sulla base di questi dati potrebbero generare musica in tempo reale. Musica specificamente disegnata per guidarci verso uno stato desiderato. Che so, rilassamento profondo o massima concentrazione. La musica diventerebbe così un organismo cibernetico personalizzato, un'architettura sonora adattiva. E in questo scenario l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo? Da protagonista, immagino. Potenzialmente sì. Si ipotizzano sistemi basati proprio sui principi di Mumex, che usano l'IA per comporre queste sequenze melodiche terapeutiche o evolutive, su misura per l'individuo. Si parla addirittura di cibernetica del suono coscienziale. È interessante, tra l'altro, come questa visione tende a sfumare i confini tradizionali tra chi crea la musica e chi l'ascolta. L'intelligenza, la creatività emergerebbero dall'intero sistema interattivo uomo-macchina-suono. Il compositore, quindi, non è più solo l'artista ispirato, ma diventa quasi un programmatore di esperienze? O di stati d'essere. O un operatore cibernetico dell'essere, come dice suggestivamente il testo. Qualcuno che non scrive solo note su un pentagramma, ma progetta e regola flussi di informazione e di coerenza all'interno di questo sistema complesso. Incredibile! E c'è un altro filone che mi ha molto colpita nel libro, quello della geometria, dei frattali. Sembra quasi un ritorno a Pitagora, ma con strumenti matematici e concettuali moderni. Il suono come geometria. Sì, assolutamente. L'idea è che le strutture musicali non siano solo sequenze che si dipanano nel tempo, abbiano una loro forma intrinseca, una geometria che si dispiega in uno spazio astratto, che è lo spazio percettivo. Si fa riferimento a pattern geometrici che ricorrono spesso in natura e nell'arte considerata armonica. La sezione aurea, le spirali logaritmiche, le strutture frattali. I frattali. Quelli dove il dettaglio ripete l'intero, giusto? Come in un cavolfiore romano, una felce. Esatto, l'autosimilarità a scale diverse. Ecco, l'autore suggerisce che trovare questi pattern anche nella musica non sia un caso. Una melodia che, per esempio, segue certe proporzioni geometriche sacre, o che ha una struttura interna frattale, non sarebbe solo piacevole esteticamente in modo convenzionale, ma risuonerebbe più profondamente con i pattern fondamentali della nostra biologia, della nostra coscienza, che forse sono organizzati in modo simile.
La coerenza sonora quindi si manifesterebbe anche come coerenza geometrica, formale. Lo stesso ciclo Mumax, con la catarsi vista come punto di biforcazione, un concetto che viene dalla teoria dei sistemi complessi, viene letto anche in chiave geometrica, un salto verso una nuova forma, un nuovo livello di organizzazione. Quindi Mumax sarebbe in pratica il linguaggio per descrivere e anche per operare consapevolmente con questa geometria energetica del suono. Esattamente. Comporre in questa visione diventa quasi un navigare consapevolmente in uno spazio delle forme sonore, utilizzando i principi di Mumex come una sorta di sistema operativo per questa navigazione morfogenetica. E come se non bastasse tutta questa complessità, si arriva a toccare persino la fisica quantistica. Qui il parallelismo si fa ancora più estremo, direi. Si parla di musica come misura quantica dell'essere. Sì, qui siamo davvero al confine tra speculazione scientifica avanzata, filosofia e forse anche un po' di misticismo moderno, bisogna ammetterlo. L'autore propone analogie molto audaci. L'atto stesso dell'ascolto viene paragonato al collasso della funzione d'onda della meccanica quantistica, cioè è la coscienza dell'ascoltatore che, interagendo con il potenziale sonoro, la partitura o l'onda, lo fa esistere come esperienza definita, attuale. E ritorna anche l'analogia con l'entanglement che avevamo accennato per spiegare la percezione di connessioni profonde tra parti lontane di un brano musicale. E il ciclo Mumex come modello acustico del ciclo quantistico coerenza-decoerenza. Proprio così. Sono tutti parallelismi che cercano di suggerire una sorta di isomorfismo, una corrispondenza di struttura profonda tra le leggi fondamentali del cosmo e le strutture dell'esperienza musicale e cosciente. Si arriva a ipotizzare persino che la musica possa interagire direttamente con i processi quantistici, che secondo alcuni modelli molto discussi come quello di Penrose e Hameroff, potrebbero essere alla base della coscienza stessa, a livello dei microtubuli neuronali. Questo spiegherebbe, in teoria, quegli stati di coscienza espansa, quasi trascendenti, che a volte vengono associati all'ascolto profondo della musica. E l'ispirazione del compositore da dove verrebbe? L'ipotesi che emerge è che l'ispirazione non sia un creare dal nulla assoluto, ma più un sintonizzarsi, un entrare in risonanza con campi di informazione o pattern di coerenza che sono già esistenti potenzialmente nell'universo o nel campo. L'artista, il compositore, come una sorta di ricevitore particolarmente sensibile a queste informazioni sottili, a queste forme energetiche. La bellezza stessa viene riletta in termini quasi matematici, legati alla teoria dell'informazione. Un equilibrio ottimale tra ordine, che è ridondanza, memoria, prevedibilità, e novità, che è informazione, sorpresa, apprendimento. La musica vista come un potentissimo dispositivo di negentropia, cioè capace di creare isole d'ordine, di significato, di coerenza, nel flusso altrimenti caotico dell'esperienza. C'è un'ultima dimensione che il testo esplora e che mi sembra importante, quella fenomenologica, rituale e anche collettiva dell'ascolto. Sì, è fondamentale. Si sottolinea come l'ascolto veramente profondo possa portare a una dissoluzione dei confini abituali. Il confine tra il sé e il suono, tra soggetto e oggetto. La coscienza non è più un punto isolato, ma si espande, diventa quasi un campo che include l'esperienza sonora. L'udito non è un osservare a distanza, ma un partecipare totalmente immersi. E il ciclo Mumex, calma, tensione, catarsi, quiete, viene letto anche come una struttura rituale universale. Esattamente. Come una sorta di schema che ritroviamo in molti riti di passaggio o di trasformazione in diverse culture. La calma come separazione dalla realtà ordinaria. La tensione e la catarsi come la fase liminale, il momento di crisi e trasformazione profonda. E la quiete come la reintegrazione in un nuovo stato, rinnovato. La musica recupera così una funzione quasi sciamanica, potremmo dire, trasformativa, che va ben oltre il semplice piacere estetico o l'intrattenimento. Il bello diventa la percezione della coerenza energetica ritrovata. Il sublime, forse, l'esperienza del suo limite, della sua vertiginosa temporanea dissoluzione nella catarsi. E a livello collettivo, l'esperienza di ascoltare musica insieme, in un concerto, in un rito, crea qualcosa di tangibile. L'autore suggerisce di sì, che possa generare un vero e proprio campo coscienziale collettivo,
Qualcosa che forse è anche misurabile, attraverso la sincronizzazione fisiologica che si osserva spesso tra le persone in questi contesti, i battiti cardiaci che si allineano, i ritmi respiratori. La musica vista quindi anche come una potente tecnologia sociale, uno strumento per creare empatia, connessione profonda, coesione nel gruppo. In un'epoca che sentiamo spesso come frammentata, individualista, il suono potrebbe essere, secondo questa visione, un agente potentissimo di ricomposizione del tessuto sociale, di riconnessione. Abbiamo accennato prima al fatto che MUMEX non è solo una costruzione teorica affascinante. Nelle appendici del libro si entra in dettagli tecnici più specifici, vero? Ma si sottolinea anche molto l'importanza della pratica diretta. Sì, esatto. Le appendici introducono una terminologia molto specifica, quasi un linguaggio iniziatico. Si parla di spazio armonicale, distanza armonicale, forza commutativa Z, che sarebbe un operatore di salto dimensionale, spirale cosmica, quantonoz come unità quantiche del suono. Si accenna anche a strumenti concreti sviluppati da Siciliano, come il synth MUMEX 6024 e una tecnica chiamata Q-Synthesis, che cercano di tradurre questi principi in tecnologia sonora, in sintesi del suono che sia organica, probabilistica, potenzialmente interattiva. Ma il punto fondamentale, che viene ribadito più volte, è che MUMEX è un sistema che si apprende e si verifica nell'esperienza. Viene trasmesso attraverso la pratica diretta. Si cita esplicitamente la tradizione indiana del guru Shishya Parampara, la trasmissione da maestro a discepolo. Non si può capire appieno solo leggendo i concetti. Richiede un'immersione sensoriale, un'esperienza vissuta. La validazione ultima del sistema non è puramente logica o matematica, ma si basa sulla sua capacità di generare coerenza nell'esperienza, quella che il testo chiama in modo interessante coerenza topologica. Coerenza topologica. Che significa? Significa, credo, la capacità di un sistema, in questo caso una struttura musicale, o uno stato di coscienza indotto dalla musica, di trasformarsi, di deformarsi anche profondamente sotto l'effetto della tensione e della catarsi, ma mantenendo una sua identità fondamentale, una sua forma essenziale. Cambiare restando se stessi, in un certo senso. È la coerenza che resiste e si rigenera attraverso il caos. Affascinante. Tirando un po' le somme di questo nostro approfondimento, è stato un viaggio davvero incredibile quello proposto da Siciliano. Siamo partiti dal suono come vibrazione cosmica e siamo arrivati a toccare fisica quantistica, neuroscienze, intelligenza artificiale, geometria sacra, ritualità. Sembra che tutto sia connesso attraverso la musica e questo sistema MUMEX. Sì, è una visione estremamente olistica, quasi vertiginosa, come dicevi all'inizio, nella sua ambizione di unificare campi del sapere così diversi. E di farlo, mettendo il suono, la vibrazione cosciente, al centro di tutto. E quel ciclo, calma, tensione, catarsi, quiete, emerge davvero come una sorta di chiave universale. Una lente per leggere processi che vanno dalla microstruttura di una melodia alla dinamica della nostra coscienza individuale e collettiva e forse, chissà, persino ai grandi cicli della natura e del cosmo. L'idea di fondo che mi rimane più impressa è potente. La realtà come risonanza. E quindi la conoscenza non più come un osservare distaccato, oggettivo, ma come un entrare in fase, un partecipare vibratoriamente. Esattamente. L'ascolto in questa prospettiva radicale diventa l'atto conoscitivo primario, il modo più fondamentale e più intimo di interagire con la realtà e di comprenderla, di sentirla. E qual è il pensiero finale, la domanda, la scintilla che magari possiamo lasciare a chi ci ha seguito in questa esplorazione così densa e ricca di stimoli? Forse una domanda che apre scenari immensi e forse anche un po' inquietanti, chi lo sa, se accettiamo anche solo una parte di questa visione. Cioè che il suono possa davvero modellare la nostra coscienza, la nostra biologia e forse interagire con la realtà fisica a livelli molto sottili, quantici, epigenetici. Cosa succederebbe se imparassimo come civiltà a usare queste tecnologie sonore in modo più consapevole, più mirato, più collettivo? Se iniziassimo a pensare seriamente di poter comporre attivamente non solo musica, ma anche la nostra realtà interiore, i nostri stati d'animo, la nostra salute e chissà, forse persino la realtà esterna, in modo più armonico, più coerente. Cosa accadrebbe se iniziassimo a suonare il mondo in un modo diverso? È una domanda che, credo continui a risuonare, è proprio il caso di dirlo, ben oltre la fine della nostra conversazione di oggi.